Assessore Telesca, l'intervento a Palmanova è un intervento che pone al centro la persona. Sì, direi proprio che si identifica così questo nostro impegno a mettere al centro la persona, anche con le cose piccole. Umanizzare anche delle stanze di dialisi per i pazienti che devono venire in ospedale 3 volte alla settimana, che devono permanere qui diverse ore per fare il trattamento, hanno bisogno di avere quelle piccole attenzioni che sono comunque molto importanti per le persone che non stanno bene, che si stanno curando. Qui sono stati fatti degli interventi tecnici che, se vogliamo, sono di piccole dimensioni, ma se ne parlava da anni e finalmente oggi sono stati fatti con una celerità importante nel momento in cui sono partiti, e quindi dobbiamo ringraziare tutti gli operatori, la direzione aziendale, le associazioni dei pazienti che hanno fortemente chiesto questi interventi, che cercano appunto di rendere meno pesante la permanenza in ospedale. Noi continuiamo a dire che le problematiche delle malattie croniche sono quelle che devono avere più attenzione, perché la malattia, il problema acuto si risolve in pochi giorni, ma quando invece ci sono problemi che permangono a volte tutta la vita, la sanità deve essere capace di dare le risposte importanti anche dal punto di vista delle attenzioni personali, anche appunto dal punto di vista dell'umanizzazione delle strutture, delle stanze, delle tecnologie. Qui c'è la possibilità di lavorare con la wireless gratuita, di avere la televisione, ciascun posto ha la propria televisione, proprio per favorire e rendere meno pesante la permanenza qui. Direttore Poggiana, ci può spiegare che tipo di interventi sono stati eseguiti? Sì, si tratta di un intervento complessivo di ammodernamento e di miglioramento della fruibilità da parte dei pazienti dei locali, pazienti che ricordiamo passano 3 giorni alla settimana in questi ambienti, quindi hanno bisogno di trovare dei locali confortevoli e più vicino a una caratteristica di tipo familiare. Sono stati sostanzialmente installato l'impianto Wi-Fi, così tutti possono utilizzare i loro dispositivi gratuitamente, ovviamente. Sono stati installati 22 televisori, stanno qui molte ore al giorno, per cui hanno la possibilità di assistere ai programmi televisivi che ritengono più gradevoli. Ogni letto ha un suo televisore con un comando a distanza e personalizzato. Sono state riadattate anche tutte le pareti con tinteggiature apposite e con degli scenari che ricordano le stagioni, ambienti aperti e confortevoli. Da ultimo è in programma anche un ammodernamento dei parcheggi, ricaveremo 6 parcheggi coperti per pazienti ovviamente che hanno delle difficoltà, oltre a quelli che già attualmente sono disponibili.